Mattinata vicentina per il presidente del Veneto Luca Zaia in visita istituzionale all'Uslotto Berica. L'occasione, l'inaugurazione ufficiale con il taglio del nastro della nuova centrale del SUAMI 118 di via Capellari. Trasferimento peraltro avvenuto in piena pandemia e che conta di una dotazione di mezzi, ambulanze, ausili, dalla culla termica alla barella di contenimento, usata anche per i pazienti Covid, di ultima generazione. Non è mancato anche un momento con il personale del servizio di igiene e sanità pubblica dell'Uslotto, quello che con il Covid si occupa del contact tracing, occasione per fare il quadro della situazione in tema vaccinazioni. Abbiamo superato i 3 milioni e mezzo di inoculazioni e siamo la prima regione in Italia per vaccinazioni. Sicuramente siamo i primi per aver messo in sicurezza gli over 60. Noi diciamo semplicemente che il dato concreto è che chi si è vaccinato non torna in ospedale. Noi non lo troviamo più in ospedale. Aziende sanitarie che sono state in prima fila e sull'Uslotto la regione intende investire. La gestione c'è e è sul pezzo e questo è un ULS che continuerà a crescere e vedrete i risultati. Ringrazio anche tutti i privati, tipo la Fondazione San Bortolo, che comunque è sempre a fianco nei nostri progetti. E proprio all'ideatore e presidente della Fondazione San Bortolo Giancarlo Ferretto, scomparso recentemente, è stata dedicata una targa nell'atrio dell'ospedale San Bortolo di Vicenza, connubio pubblico-privato che consente investimenti in nuove tecnologie e nuove modalità di cura, come quelle del centro trapianti di Reni di Vicenza, arrivato a quota 1000 trapiantati. Occasione per il presidente Zaia di porre l'accento sul futuro degli ospedali. Dovremmo andare verso una corrente più brutalista, come si dice in architettura, dove l'ospedale è solo destinato alla cura. La nostra sfida qual è? Professionalità, quindi formazione, investimento sulla professionalità.